Buon pomeriggio amici di Sportisili, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi la 14ª giornata del campionato di Serie D Girone B che vede affrontarsi Palermo Futsal Club e il Carenze. Aiello sul destro, vuole calciare per Di Chizzi, molto bravo qui, sbaglia il passaggio, la Fiura, c'è l'inserimento di Leto, non lo serve, la Fiura parecchia per Lopez, secondo palo! E poi deviazione, la palla non termina in porta, portiere dell'Iccarense, ma si riparte con un corner. Leto per la Fiora che impatta e Ficarra blocca, ma era riuscita benissimo. Vivarelli cerca Lopez, lo trova, palla ancora in mezzo Ficarra, poi Vivarelli ha l'occasione, può calciare, Vivarelli la piazza! E va bene così, la sblocca il Palermo Futsal Club con Luca Vivarelli che continua il suo momento d'oro. Terzo gol consecutivo in campionato, Luca Vivarelli, 1-0. Si riscalda Cirafici nel frattempo. Amato, uno schema per Amato. Il passaggio di Dario Amato verso Salvatore Amato. Palla che viene deviata e calcio d'angolo. Cirafici, Billitteri, palla ancora in mezzo a Cirafici, non riesce a calciare, poi Billitteri con la punta! E si è sbloccato anche Antonino Billitteri. E quale esultanza con il pubblico presente, con la moglie, con gli amici. 2-0 il risultato. Si è tornato a un più che classico 2-2. Gennaro riceve il pallone dopo il tocco di Cirafici, palla per Billitteri ed è doppietta per Antonino Billitteri che non si vuole fermare più. Grande palla di Gennaro, 3-0, Tris Palermo Futsal Club. Non riesce Billitteri, Gennaro cerca lì, poi Billitteri e ogni pallone che tocca praticamente è sempre gol. Tripletta per Antonino Billitteri, questo è più semplice. Sgusciare via su Alario, Scalavino e sul destro apparecchia Lo Bianco, poi per Di Chizzi, mette ancora una volta in calcio d'angolo, tutto per Leto, vince il rimpallo, Leto guarda botta, Leto! E poi il palo a negare il gol. Il suo avversario in modo irregolare, minuto 42. Aiello per Amato che calcia e poi per Di Chizzi prende anche questa. Misseri. Superiorità numerica per l'Iccarense che guarda la porta, Misseri allarga, bene per Talluto e poi Billitteri quasi stava per fare il poker, ma questa volta con un gol nella porta sbagliata. Amato appoggia, per Aiello che calcia per Di Chizzi con sicurezza, poi alzato e ancora una volta in versione supereroe per Di Chizzi. Si appoggia, Aiello cambia benissimo il fronte di gioco, Talluto con la punta, palla ancora dentro, Talluto calcia, Lopez e poi per Di Chizzi, se la ritrova anche lì, poi cerca la porta, Amato, Aiello, allarga per Scalavino, la controlla, poi cerca forse un tocco sui compagni, trova soltanto Amato con il sinistro e non riesce a mantenere la porta inviolata e Palermo Futsal Club nemmeno questa volta, 4-1 risultato, Amato da fuori. Siamo 5. Esterno per Amato che allarga verso Talluto, Scalavino cerca il tocco e poi fischietto in bocca, triplice fischio e va bene così, finisce la partita, 4-1 risultato tra Palermo Futsal Club e Iccarense.